nel cuore. Vorrei chiedere a loro qual è la cosa più forte che porteranno nella loro memoria, nel loro cuore. Un episodio, un gesto, un paziente. Sicuramente la rete di solidarietà che si è venuta a creare e all'interno della quale noi abbiamo svolto un ruolo di coordinamento insieme appunto alla protezione civile, all'amministrazione comunale nell'assistenza a tutti quei pazienti fragili che improvvisamente si erano ritrovati senza il loro medico di famiglia, e quindi tutta l'assistenza che è stata data ai pazienti anziani di questo comune che improvvisamente si sono trovati soli, senza i familiari che erano confinati al di fuori di questo comune, e quindi il nostro ruolo è stato anche questo. Che poi mi sembra di capire che Luca, il dottor Sostini, ha sostituito il suo vicino di ambulatorio che era appunto positivo, gestiva 2 ambulatori a un certo punto. La paura... Sì. La paura c'è stata... È una bella missione. Missione? Cioè, no, la paura più che altro nel riuscire a dare a tutti quanti i miei assistiti, a quelli del dottor che ho sostituito, l'assistenza di cui avevano bisogno. Devo ringraziare sicuramente anche gli infermieri del territorio e tutti quanti, perché senza di loro non saremmo riusciti a fornire ed erogare la migliore assistenza possibile. Paolo, devo dirlo. Paolo, invece, volevo sapere l'ultima domanda, che è il più giovane, che cosa farà da grande? 29 anni, peraltro sappiamo che tanti medici italiani sono andati all'estero negli anni scorsi, per cui sappiamo che questo è anche uno dei motivi per cui la sanità si è indebolita, cioè, ci sono pochi medici, e invece insomma è bello sapere che è rimasto in Italia e che fa il medico di famiglia. Tra 10 anni come si immagina, dottor Simonato? Beh, spero di avere il mio studio e di avere i miei pazienti, e spero di non dover più essere in mezzo a una crisi, una pandemia globale. Lo speriamo tutti, però... davvero. Un abbraccio forte da parte nostra. Viva voi Euganeo anche. Crisanti. Questo paese di poco più di 3.000 abitanti è diventato oggetto di attenzione da parte di tutto il mondo per il suo studio, perché è stata una vera e propria mappatura. Oggi arrivano i risultati del terzo test sierologico. Che cosa sappiamo finora? Che cosa ci può annunciare su questo test? Allora, guardi, noi abbiamo fatto 3 tipi di test. Abbiamo di nuovo fatto il tampone a tutta la popolazione, poi abbiamo fatto il test sierologico e poi stiamo completando l'analisi genetica di tutta la popolazione. Allora, per quanto riguarda il tampone, non ci sono, possiamo confermare che non ci sono nuovi casi positivi, quindi adesso poi tutti quanti gli abitanti verranno informati uno a uno. Il test sierologico invece ha rivelato delle sorprese molto interessanti, nel senso che abbiamo visto che c'è un numero importante di persone che al primo campionamento, cioè il 24-25 febbraio, erano negative al tampone e stavano bene, e queste persone invece hanno anticorpi contro il virus. Quindi è emerso che circa il 5% della popolazione di Po Euganeo ha anticorpi contro il virus. Questo significa che è entrato in contatto contro il virus e quindi probabilmente ci permette di datare l'entrata del virus a Po Euganeo nella seconda settimana di gennaio. Quindi ci sono stati numerosi casi. Di gennaio? Sì, prima e seconda. Quindi a Po Euganeo il virus circolava già dalla prima e dalla seconda settimana di gennaio, perché noi ricordiamo che il paziente 1 cosiddetto è Mattia Codogno, la notizia arriva il 21 febbraio. Guardi, ci sono state numerose ondate di persone che si sono ammalate, hanno sviluppato anticorpi, sono guarite, ne hanno infettate delle altre, si sono ammalate e sono guarite. Se noi avessimo analizzato Po Euganeo il 20 gennaio avremmo detto che il virus è clinicamente irrilevante e quindi poi avremmo visto quanto ci saremmo sbagliati. Ecco, quello che voglio dire è che queste affermazioni che vengono fatte adesso, quando il virus si trasmette a livelli molto bassi, non rappresentano esattamente la pericolosità del virus. Questo virus, per ragioni che ancora non conosciamo, si diffonde senza creare malattia fino a che raggiunge una massa critica di persone che si infettano, e a quel punto esplode con tutta la sua virulenza. Questa è una cosa che ancora non si è capita. Quindi che cosa vuol dire? Che questi casi che ci sono in Italia non vanno sottovalutati.
Va bene, volevi chiedere una cosa, professore, Carlo? Una domanda sorprendente comunque questo risultato, poi anche sapendo la questione Cina, no? L'indagine di AP che la Cina avrebbe nascosto Devo alcuni dire dati. che il professore Crisanti ci dà sempre notizie, nel senso che studiando questa cosa ci fa scoprire sempre cose nuove, ma appunto per questo, da cittadino, insomma noi a un certo punto, terrorizzati, traballanti, ci siamo aggrappati a lei e al Veneto che stava risolvendo il problema in maniera esemplare, no? Ed è stata una cosa bella anche da un punto di vista emotivo. Certo, un orgoglio nazionale, dai. Però uno si aggrappa e improvvisamente vede questo litigio furibondo che è capitato tra voi. Ma perché? Cioè, voglio dire, perché in questo paese, anche quando le cose vanno bene, uno deve... Litigio fra Zaia e Crisanti, dici? Sì, in tutto il meccanismo, Zaia, Crisanti, le strutture sanitarie venete. Ecco, insomma, quando uno ha una speranza, pure lì deve un attimo, ecco, avere questa... Guardi, faccio uno sforzo per non essere trascinato nella polemica e quindi confortare questa sua immagine. Ecco. Guardi, non lo capisco nemmeno io, te lo dico sinceramente. Va bene, bravi, dopo ci aggiorniamo con altre notizie, mandiamo la sigla e vediamo l'altro ieri un appello che ricorda anche quello che ha detto anche adesso Crisanti. Sì, l'ha detto anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, non dobbiamo in questo momento vanificare tutti gli sforzi degli italiani. L'ha detto lui, ma l'ha detto anche da noi. Il 2 giugno il professore Ippolito, direttore dello Spallanzani. Un video che insomma è diventato anche virale, l'abbiamo visto in tantissimi. Sigla e poi lo rivediamo. Prima di tutto l'unità d'Italia. Scusi se mi emoziono davanti alle parole del Presidente. E ancora di più è bello, non disperdiamo i sacrifici degli italiani. Non disperdiamo i sacrifici delle persone che hanno lavorato in questi mesi. Non disperdiamo i sacrifici di quelli che hanno continuato a vivere nonostante la povertà, che hanno continuato a vivere senza le belle case, che hanno continuato a vivere senza la fibra, che hanno dovuto tenere in 40 metri di casa i propri bambini, di quelli che non ne potevano più e che erano abituati ad andare nei negozi dove costava di meno, a un certo punto non erano lontani. Non disperdiamo i sacrifici degli italiani, non usiamo questo 2 giugno per fare inutili polemiche intorno alla malattia. Oggi dobbiamo ricostruire l'Italia, altro che piano Marshall. Ecco, un appello questo veramente toccante che ha fatto poi il giro del web, perché la clip è stata vista da tante persone. Ovviamente era il 2 giugno, allora Ronzulli, abbiamo cominciato la puntata con appunto la conferenza stampa di Conte. Diciamo Ippolito, no, in qualche modo dice, quando dice non disperdiamo i sacrifici degli italiani, forse anche un po' è sul filo anche di quello che dice Mattarella, no? Cerchiamo di essere collaborativi. Poi ovviamente la politica fa la sua parte, la deve fare, no? Critiche, incisività. Cosa ne pensa del discorso di Conte di ieri, con il quale appunto in qualche modo ha convocato questi stati generali con le parti sociali, però dice appunto il tesoretto dell'Unione Europea non è un tesoretto tra virgolette degli italiani, e peraltro facendo riferimento a quello che Berlusconi stesso scriveva 2 giorni fa, no? Ieri anzi sul Corriere. Oramai il tempo corre molto in fretta, Ronzulli. Prego. Ma la conferenza stampa di ieri di Conte francamente non ha detto molto di più di quello che aveva detto in altre conferenze stampa. Ieri è sembrato ancora una volta il pagherò, farò, tutto coniugato al futuro, quindi in realtà cose concrete non ne ha dette. Ha sicuramente lanciato un appello all'unità, alla collaborazione, a cercare di condividere insieme non solo le parti sociali, alle opposizioni, però poi tutto il discorso di Conte di ieri si scontra con la realtà. La realtà è quella che oggi noi in Senato voteremo la 19ª fiducia. Allora, se uno vuole collaborare, se uno vuole coinvolgere tutti quanti, perché in questo momento, come ha detto esattamente come diceva lei poco fa, Berlusconi in una lettera ieri al Corriere, però poi bisogna metterlo in pratica e quindi non si può pensare di far passare a colpi di decreti prima ministeriali e che poi per essere convertiti in legge passano dal Parlamento senza avere neanche la possibilità di migliorarlo o di ascoltare quelle che sono le proposte delle opposizioni, perché il decreto scuola
al Senato è passato praticamente quasi blindato. Ieri alla Camera la Ministra al mattino neanche si è presentata per ascoltare le istanze dei ragazzi che scrivono ai parlamentari e i parlamentari portano in aula. Oggi lo voteranno con la fiducia. Da noi oggi voteremo il decreto liquidità con la fiducia e ripeto, è la 19ª. Allora se si vuole pensare al Paese, se si vuole pensare al bene degli italiani e noi opposizioni vogliamo questo, quindi vogliamo collaborare per il bene del Paese, non certo per aiutare il governo, ma se questo migliora la vita degli italiani che in questo momento sono molto in difficoltà e ancora non hanno ricevuto quello che Conte aveva detto nelle precedenti conferenze stampa, però bisogna sedersi ed ascoltare le proposte e le proposte devono anche essere poi in qualche modo accolte. Breve replica di Toninelli. Sì, io sono senza voce oramai, si vede che è arrivato giugno. Ovviamente il periodo emergenziale che abbiamo vissuto in questi 3 mesi ci ha obbligato a fare esclusivamente decretazione d'urgenza e mai più di queste occasioni ci sono proprio le condizioni di straordinarietà e di urgenza che sono la giustificazione costituzionale del decreto legge, e siccome è necessario fare velocemente e mettere a terra velocemente tutti i soldi e gli aiuti alle famiglie, alle imprese che abbiamo inserito nel decreto Cura Italia, nel decreto liquidità e nel decreto rilancio, ai noi la fiducia era lo strumento che più accelerava questo percorso. Quando torneremo in una situazione di normalità, e stiamo lavorando per questo, e le risorse economiche che ci sono servono proprio a normalizzare il sistema paese, torneremo anche a fare leggi normali di natura parlamentare, non decretazione d'urgenza. Va bene, ce lo scopriremo solo vivendo. No, scusi, devo replicare. Sì. No, devo replicare. Toninelli ha dato una giustificazione, diciamo, burocratica di quello che è l'iter parlamentare e non fa una piega. Ma collaborare non significa questo. Cioè, a Toninelli vorrei ricordare che ha fatto il Ministro e sa esattamente come stanno le cose, che capisco e capiamo, abbiamo capito la decretazione d'urgenza che passa nel Consiglio dei Ministri. Però ricordo a chi ci ascolta da casa, non solo a Toninelli, che in quel periodo storico, quando appunto il periodo imponeva l'urgenza e quindi l'utilizzo del decreto all'interno del Consiglio dei Ministri, il tavolo delle opposizioni è stato fatto. Cioè, per ben 3 volte le opposizioni sono state chiamate a Palazzo Chigi e ci sono andate Ronzulli, anche per collaborare. Se la richiama Conte, se vi richiama Conte, voi ci tornate al tavolo delle opposizioni? Beh, allora, sicuramente se il Presidente del Consiglio chiama per collaborare, noi non ci possiamo sottrarre nell'andare a portare le proposte che gli italiani ci chiedono. Però questa volta dice Puca chiamerà. E a questo tavolo, Toninelli, siccome l'abbiamo sentita molte volte, Conte li ascolterà di più, le opposizioni che finora dicono essere state ascoltate poco? Ma io lo metterei su un piano invece più semplice, più diciamo pratico. Che cosa c'è che non va nel decreto Cura Italia, che mette 25 miliardi, nel decreto liquidità e nel decreto rilancio? Delle criticità ci sono state, sono il primo a dirlo purtroppo, lentezze di alcune regioni nell'inviare all'INPS le richieste di cassa integrazione in deroga e qualche istituto bancario che non ha fatto la propria parte nel dare i 25.000 euro. Ovviamente lì stiamo intervenendo con le interlocuzioni, perché la banca non è pubblica, la banca purtroppo, quella banca, le banche sono banche private, non abbiamo ancora una banca pubblica di investimento. Se c'è una garanzia dello Stato e la banca non dà il credito, poi alla fine la gente chiama voi, perché comunque, no? Giustamente Toninelli dice cosa c'è che non va. C'è una cosa enorme che non va, si chiama liquidità ma la liquidità non c'è. Si chiama Cura Italia ma non cura, perché per quanto avete stanziato garanzie, questi sono slogan. No, questo impegno no, non sono slogan, scusi, guardi, è vita reale. Io ho mio fratello che ha un negozio di fotografia che ancora dopo 3 mesi, dopo aver compilato 10.000 carte, non ha ancora ricevuto niente. Ho la mia vicina di casa che non ha preso ancora la cassa integrazione. E io le posso fare un elenco di persone che hanno ricevuto i 600 euro e la cassa integrazione. Che significa? Guardi, se facciamo l'elenco dei nomi e dei cognomi diventa anche complicato. Mi scusi Toninelli, va bene.
Mi scusi, ma no, ma è per dire che il mondo reale va in un altro modo rispetto a quello che volete raccontare voi sulla propaganda. I 600 euro, a chi sono arrivati? A chi sono I 600 euro sono arrivati. Cosa risolvono? 8 milioni di persone. C'è un punto politico, sia Mattarella sia il Presidente Conte dicono che adesso si iniziano nuove. No, chiedo scusi, sì, chiudiamo perché poi volevo aggiungere la notizia dall'America, quindi chiudiamo, tanto poi dopo ritorniamo a parlare. C'è un punto politico, dico solo questo, che sia il Presidente Mattarella sia il Presidente Conte hanno detto e hanno chiesto che ci sia unità tra le forze politiche nelle prossime settimane. Quindi questo è un dato politico oggettivo. Se lo dice Conte, io credo che sarà così. Va bene. Lo dice Mattarella, è un indirizzo chiaro e io mi auguro che si verifichi. C'è una notizia che stiamo continuando a dare tutte le mattine, ovviamente riguarda gli Stati Uniti. Valentina è come spesso con noi da Los Angeles e noi di questo la ringraziamo. Gli aggiornamenti, George Floyd, le proteste negli Stati Uniti. Il video, quello più virale, più condiviso ieri, Daddy Changed the World, il papà ha cambiato il mondo. Chi l'ha detto? L'ha detto la figlia di George Floyd, Gianna, di 6 anni. Non solo lei, le proteste continuano ad andare avanti, i video sono entrati virali sui social e poi c'è anche Trump che chiede a Melania di sorridere. Vediamo un riassunto in questo filmato. Oh! You see what's going on now. Now there's just a lot of violence. He did what? Valentina, poi è arrivata questa notizia proprio per noi stamane che George Floyd era positivo al coronavirus, quindi diciamo è così, è tutto si tiene, tutto è ogni volta sconvolgente. 22 pagine per il referto dell'autopsia dove è stato confermato l'arresto cardiorespiratorio, ma è stato confermato anche che George Floyd era risultato positivo al coronavirus già ad aprile e che probabilmente adesso era asintomatico. È stato detto però che potrebbe non essere tra le cause della morte. Velocemente i punti di questa giornata che si avvia alla numero 10 di manifestazione. C'è stata l'incriminazione di tutti e 4 i poliziotti con l'aggravamento delle accuse per la gente che teneva il ginocchio sul collo di George Floyd, quindi adesso è omicidio volontario, rischia fino a 40 anni. Le dichiarazioni della famiglia di Floyd, abbiamo visto la figlia ma ci sono anche quelle del figlio, dell'avvocato, tutti quanti hanno detto vogliamo giustizia ma soprattutto vogliamo pace e chiedono la premeditazione, quindi chiedono l'omicidio di primo grado. Le proteste, come dicevamo. La questione politica che sta infuriando in questo momento all'interno del Pentagono perché il capo del Pentagono si è detto non d'accordo con quello che ha fatto Trump, cioè l'invocazione della legge che metterebbe l'esercito a fermare le proteste. E poi ha parlato anche Obama, l'ex presidente, che ha detto ai ragazzi soprattutto cogliete l'opportunità, fateci sentire scomodi, risvegliate la nazione e andate a votare. Ecco, l'impressione che rispetto ai riots per Rodney King, che erano tanti anni fa, questa volta è cambiato un po' qualcosa, c'è anche una maggiore consapevolezza, c'è anche chi dice sto con i manifestanti, no? Sì, e li ascoltiamo, non solo, è stato diciamo così, è la clip numero 24, lo dico per la regia, quel gesto del ginocchio sul collo è stato replicato dai tanti manifestanti per ovviamente solidarizzare. Gli stessi poliziotti in diverse città in America si sono inginocchiati anche loro per solidarizzare, ma c'è anche chi, come il governatore Cuomo, si schiera a favore dei manifestanti e stanotte, qualche ora fa, ha parlato Obama e ascoltiamo tutto questo in questo filmato. Who these cops are from all over the county and around the station. We go out there to help people, not do that nonsense. I stand with the protesters. And I think all well-meaning Americans stand with the protesters.
I want to speak directly to the young men and women of color in this country. I want you to know that you matter. Ecco, no, era Cuomo, governatore dello Stato di New York. I stand with the problem. Insomma, le persone per bene dovrebbero stare con i manifestanti. Valentina? Manifestanti che continuano a scendere. In questa giornata sono scesi tutti quanti in pace con questo desiderio di far attraversare questo messaggio, un momento, come dicevi, storico, perché le proteste di Rodney King, che si erano tenute proprio qui a Los Angeles, avevano coinvolto una città. Queste coinvolgono l'intero paese, porteranno a delle elezioni sicuramente diverse, con un'attenzione forte. Ci sono riforme, tentativi di riforme anche della polizia. Questo viene richiesto, per farvi un altro esempio, proprio a Los Angeles. Oggi il sindaco ha proposto un taglio di $150 milioni dal budget della polizia, quindi un taglio molto, molto importante. E appunto abbiamo visto Obama spingere i giovani ad andare a votare, perché i cambiamenti, lo sappiamo, lo dicono tutti, si faranno anche perché votando. Le proteste e soprattutto le istruzioni non giovano a nessuno, invece la partecipazione politica è fondamentale. Grazie Valentina, tu stai attenta, stai in casa, non correre i rischi, che ti vogliamo bene. Noi c'è ti il vogliamo... Covid, c'è ancora il Covid. Peraltro, a proposito, altro che assembramenti. Va bene, dai. Allora, al telefono c'è Micaela Taroni, c'è un'altra notizia che vogliamo dare. Noi abbiamo riaperto le frontiere verso tutti i paesi di area Schengen, ma l'Austria non ci vuole. Micaela, una collega dell'Austria presta Gentur. Perché? Allora, diciamo che l'Austria è un paese che finora ha adottato una politica molto rigorosa per combattere il coronavirus. Ricordiamo che è stato il secondo paese europeo dopo l'Italia che ha adottato misure molto restrittive di contenimento. Sin da subito l'Austria si è mossa un po' sulle linee guida dell'Italia e adesso si muove altrettanto rigorosamente, per quanto riguarda le riaperture. Ieri è stata annunciata la riapertura verso praticamente tutti i paesi con cui l'Austria confina, tranne l'Italia, perché probabilmente i dati di alcune regioni, in particolare della Lombardia, non convincono. Il ministro degli esteri Schallenberg, che ieri ha parlato anche con Di Maio al telefono, assicura che non si tratta di una misura contro l'Italia, non è una decisione ostile all'Italia, ma una decisione semplicemente dovuta un po' a ragioni di precauzione. Se questo è vero, è una cosa che è un po' da valutare. Insomma. Ecco, noi ci siamo rimasti un po' male, Micaela, te lo diciamo. Aspetta un secondo, scusami. Crisanti, fa bene l'Austria a non aprire i propri confini all'Italia? Io penso che faccia bene. Come fa bene? Perché ci sono ancora un sacco di casi in Italia, Voglio dire, penso che l'Austria abbia investito quanto noi per eliminare il virus, non vedo perché debba correre il rischio di importare nuovi casi senza implementare misure di controllo. Questa è una cosa seria, E io penso che anche noi dovremmo implementare delle misure di controllo verso tutti quei paesi dove l'epidemia è ancora attiva. Tipo? Ma tipo, che ne so, l'America, il Sud America. Sono tantissimi paesi. Paesi europei invece, vabbè, perché le altre frontiere sono chiuse, mi sembra, no? Guardi, anche sui paesi europei bisognerebbe fare delle differenze, perché ci sono paesi e paesi. Cioè lei chi non farebbe entrare, professore, dipendesse da lei a chi direbbe meglio che non entri? Guardi, io non è che farei entrare o non farei entrare, io stabilirei dei criteri, voglio dire, entri in Italia e ti controlliamo sì la temperatura, tanto abbiamo visto che serve a ben poco, ti facciamo il tampone, ti verifichiamo che tu sei rintracciabile e se sei positivo ti mettiamo in isolamento. Non è che si può riaprire tutto così, Guardi, le faccio vedere un sondaggio, Masia, sulla riapertura delle regioni. Lei è d'accordo con la scelta del governo di riaprire gli spostamenti fra regioni? C'è un'Italia molto divisa, molto segmentata, Serena. Sì, tout court 38%, sì, ma solo per alcune regioni, evidentemente quelle con il minor tasso di contagio, con minore focolai, 33%,
e addirittura un 26% ancora oggi che dice no, è prematuro, cioè torniamo sostanzialmente al recinto intorno ai confini regionali, un 3% che non risponde. Lei andrà all'estero quest'estate? No, l'85%, diciamo, è un dato insomma, abbastanza È sulla linea del importante. professore, sì. Perché sì, non diciamo la facciamo verità, bene, a parte che, professor Crisanti, noi dobbiamo passare le vacanze in Italia, su questo sia Ronzulli che Toninelli sono d'accordo, perché dobbiamo dare una spinta sempre più forte al nostro paese, eccetera. Da un punto di vista sanitario, il nostro paese è più sicuro rispetto ad altri paesi del mondo o dell'Europa? Ma, guardi, noi abbiamo fatto un grandissimo sforzo, sicuramente in questo momento c'è poca trasmissione, però questo non vuol dire che non ci sia pericolo, ecco. Il problema non è se in questo momento c'è poca trasmissione o meno, il problema è se siamo attrezzati, in caso si manifesti di nuovo, a spegnere questi focolai rapidamente. Non esiste rischio zero, guardi, in questo momento, leviamocelo dalla testa. Allora, perché chi è che non va all'estero costa troppo, anche qui è frammentato come risposta, no? Coloro, l'85% non andrà all'estero, come rispondono, Masia? Sì, tanto dicono costa troppo, ma evidentemente, viste anche le condizioni del paese oggi, non avrebbero comunque fatto vacanze, diciamoci la verità. Altri invece danno indicazioni più relative al discorso sanitario, quindi c'è un temo il contagio 34, paura di rimanere bloccato, altro grande tema 21%. Se mai succede qualcosa, devo andare in quarantena, magari non conosco le strutture ospedaliere estere, non so cosa posso fare, magari rimango un mese fuori, diventa tutto complicato. Quindi se faccio le vacanze, ma se le faccio, meglio rimanere in Italia. Toninelli voleva dire una cosa alla nostra amica giornalista austriaca, vedevo che scuoteva la testa, perché so che Di Maio se l'è un po' presa, no, per questa questione dell'Austria. Sì, ci sta purtroppo creando problemi. Capiamo tutto ovviamente come è stata rigorosa l'Austria nel blocco e nella limitazione del contagio, è stata rigorosa anche l'Italia, anche perché l'Austria ha copiato dall'Italia le metodologie di intervento per limitare il contagio. Il danno fatto e le code che ci sono al valico del Brennero sono un danno all'economia italiana, ma sono un danno anche per l'Europa intera, perché se ogni singolo paese decide di prendere iniziative autonome, capiamo bene come non ci possa essere ripartenza e ci possano essere anche dei problemi per la gestione generale europea della limitazione del contagio. Quindi continueremo attraverso Di Maio, attraverso la diplomazia italiana, a interloquire con l'Austria per fargli capire che hanno preso una decisione sbagliata. Ronzulli, su questo siete d'accordo? Fa bene Di Maio, insomma, a interloquire, a cercare di... Sì, più che interloquire deve fare, quindi sicuramente noi non possiamo uscire come gli untori e come i penalizzati in questa crisi, dove appunto tutti riaprono tranne l'Italia. Però io mi sento molto di seguire insomma, il professor Crisanti, che in questi 3 mesi ha dimostrato comunque di saper gestire la situazione. Devo dire che ha fatto, anziché soltanto raccontare, quello che ha detto si è trasformato in verità, quindi se Crisanti dice che il virus c'è ancora e che bisogna avere precauzione, io mi sento molto di fidarmi di lui, e questo però se lo vogliamo vale questo dobbiamo chiudere anche tra le regioni italiane. Nei confronti dell'Italia. Ho una curiosità, appunto, che vale anche per l'Italia, non tra le regioni, però non possiamo prenderci tutto quello che arriva, perché se poi dobbiamo ricominciare con il contagio di ritorno e avere l'ennesimo lockdown per l'Italia. Ronzulli, ho una curiosità. Proprio una curiosità, siccome ieri circolava la notizia che Berlusconi, che si era molto raccomandato anche con un tweet di dare il buon esempio durante la manifestazione, ieri girava questa notizia che avrebbe telefonato a Tajani perché ci erano stati troppi assembramenti nella manifestazione romana del centrodestra. È vera questa cosa, che Berlusconi sia un po' preoccupato, lei personalmente? Allora, Berlusconi è da sempre preoccupato, giustamente, e se vi ricordate è stato il primo che ha iniziato a dire mascherine a tutti e subito, mascherine meglio gratuite soprattutto per chi non poteva comprarle, ma da mettere e utilizzare il distanziamento sociale. Quindi per quanto riguarda quelle che sono le misure di protezione, Berlusconi è stato il primo a dire che bisognava metterle in pratica. Per quanto riguarda la manifestazione, Berlusconi si era giustamente raccomandato appunto di dare noi il buon esempio, quindi di essere responsabili e di non creare assembramenti. La sua domanda l'ho capita benissimo, quindi non voglio assolutamente eluderla.
Noi ci siamo comportati come bisognava comportarsi. D'altronde Piazza del Popolo era piena per guardare le frecce tricolori. Qualcuno è venuto spontaneamente, devo dire che anche voi giornalisti eravate parecchi e vi siete trovati troppo accalcati in un determinato punto. No, Pucca, non mi mettere in bocca cose che non voglio dire perché non è proprio il caso. Ho detto che un certo... allora, anche, siccome io c'ero, siccome io c'ero, ti dico che a un certo punto io ero anche preoccupata più per voi, perché io ero ben distanziata, tra me e le altre persone c'erano 2 metri, vedevo una resta di giornalisti che cercava dichiarazioni, per carità, ma che in un punto era magari in difficoltà anche dalla strada, ma non dipendeva da quante persone aveva messo Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, ma anche da molte persone che erano arrivate alle 9 per vedere le frecce tricolori, dalle persone che erano in via del Corso, da persone che erano venute spontaneamente alla manifestazione. No, ma io capisco, perché effettivamente, insomma, poi la piazza era anche abbastanza divisa, nel senso si vedevano quelli di Forza Italia che tenevano un po' di più la distanza, erano attenti, poi si vedeva, no, io c'ero, quindi l'ho visto, a distanza però, a distanza. Tu non ti sei buttato, devo dire il nostro Max Brod ha avuto raccomandazione di non mettersi in mezzo alla... perché poi lì veramente sono linea Crisanti, diciamo, quindi era a distanza. E quindi chi è che invece... No, c'era sicuramente un pezzo, secondo me, di famosi arancioni, gilet arancioni. Che sono arrivati dopo però, ma non c'entravano confondiamo. No, io dico all'interno della piazza però il problema vero è Salvini che si è fatto i selfie senza la mascherina. Un'opinione proprio così. Il problema è convocare una piazza ancora adesso, cioè non è una limitazione di libertà, si possono trovare tanti modi per protestare, per fare... perché ovviamente le piazze sono un simbolo di democrazia per tutti. C'è l'opportunità o meno di farlo. Secondo me non era opportuno. Vi dico, Crisanti, lei le ha viste le immagini delle piazze, poi immagino avrà visto pure questi presunti gilet arancioni che dicono che il virus non esiste, se per questo dicono pure che... Me lo fai vedere che lui ha visto un UFO? No, perché devo dire è tutto molto bello, vai. È la clip numero 18, cerchiamo il numero, parliamo di Antonio Pappalardo, ex generale, ex parlamentare, a capo possiamo dire dei cosiddetti gilet arancioni, un video che è tornato a essere condiviso in queste ultime ore dopo la loro manifestazione. Pappalardo, per farvi capire anche il profilo, racconta di aver incontrato gli alieni e lo ascoltiamo. Mia moglie ed io intorno alle 10:30, alle 11 sera, dopo mangiato, ci siamo inerpicati per il sentiero che porta verso il paesello di Civitella di Vicenza, quando improvvisamente, a 100 metri di distanza, si è profilata la figura di un uomo alto circa 2 metri. Di lì a poco lui si è rivolto a me e ha detto: io sono un alieno. Ha tirato fuori da un tascone di questo suo impermeabile un brogliaccio, un manoscritto. Lei lo pubblicherà. La prego di farlo entro 10 anni. Bene, allora questo signore ha radunato un po' di persone nel pomeriggio che si abbracciavano e dicevano che il virus non esiste. Professor Crisanti, lei come si spiega che ci siano in Italia delle persone che comunque, cioè noi le abbiamo riprese poi ieri, non le facciamo rivedere, però insomma, come se lo spiega, professore? Guardi, non me lo spiego, forse è un atteggiamento sportivo nei confronti del virus, gli devono dare una possibilità, non lo so. Mi sembra una follia. Senta, invece il professor Zangrillo che dice insomma che tecnicamente non esiste più il virus in Italia, di delle sue... Professore, stimatissimo, guardi, San Raffaele... Se il professor Zangrillo fosse andato a Bo la prima settimana di gennaio e avesse visto le persone che magari erano positive al virus, avrebbe detto che il virus clinicamente non esisteva, e poi si è visto quello che ha fatto. Dipende dalla prospettiva. Questo virus ancora non lo comprendiamo bene, non comprendiamo perché c'è un grande numero di asintomatici, non comprendiamo perché a un certo punto, raggiunta una soglia critica, invece incominciano a ammalarsi le persone in modo così grave e con conseguenze così devastanti. Allora, le notizie che ci ha dato stamane Crisanti sono molto interessanti, cioè il 25% della popolazione di Vo è entrato in contatto con il virus, c'erano già dei primi casi a metà gennaio, a Vo c'è la nostra Bigiogero con il sindaco.
Sì, Serena, sono con Giuliano Martini che già voleva fare un commento rispetto a questi risultati che anche lei ha preso in anteprima questa mattina. Non l'hanno tanto stupita? No, hanno confermato l'ottimo lavoro fatto con la prima e seconda serie di tampone, quindi i dati sono assolutamente compatibili con quanto verificato direttamente sul campo, ripeto, con la prima e seconda serie di tamponi e con il terzo tampone è abbinato al sierologico. Rispetto al fatto che il virus circolasse a Foggia a gennaio? Anche questo è possibilissimo, considerato anche alcune polmoniti che sono verificate in Veneto in quel periodo, quindi posso pensare che anche a Vo fosse presente come in altre aree da gennaio. Sindaco, l'intera popolazione di Vo si è prestata a questo studio che è un unicum. L'atteggiamento qual è stato? Contenti, di partecipare a una ricerca mondiale, un po' titubanti? All'inizio c'era la paura di essere positivi, questi li ha portati in massa a farsi il tampone. Nel secondo controllo logicamente un senso di riconoscenza nei confronti appunto dello sforzo fatto per liberarci da questo virus, a cui poi è seguito il terzo con il sierologico. Ripeto, sono venuti adulti e bambini, tutte le famiglie, anche qui per dare un'impronta, anzi per aiutare la comunità scientifica a capire meglio come sta succedendo, come si comporta il virus. Tra poco qui a voi inizierà una cerimonia di ringraziamento ai carabinieri, all'Arma, per l'aiuto che vi hanno dato sempre durante le settimane di isolamento. Qual è stato concretamente l'aiuto dei carabinieri? È stato essenziale, importante, anche commovente a volte per quello che hanno fatto, perché la stazione qua di Lotto a Testino, ma anche quella provinciale e anche il comando di Abano Terme sono sempre stati vicini in tutte le problematiche, aiuto alla popolazione in caso di farmaci da consegnare a domicilio, e quindi loro sono stati di vitale importanza e con un senso veramente civico importantissimo, possiamo solo che ringraziarli. Vogliamo concludere guardando avanti. Come sta ripartendo Vo oggi? Oggi sta partendo intanto con calma, nel senso che non vogliamo fare passi falsi, ma con la stessa determinazione che ci ha contraddistinti durante tutta questa fase, la voglia di andare avanti. Allora, innanzitutto complimenti a tutti voi, ma sappiamo che c'è stata tanta solidarietà in Italia, l'Italia che ci piace, l'Italia che sappiamo ce la farà, che nonostante tutto ritornerà più bella e più forte che prima. Che effetto le fa il fatto che il suo piccolo centro, se non sbaglio 3.297 abitanti, fonte Wikipedia, sia diventato oggi famoso in tutto il mondo grazie a questo studio? Provincia di Padova. Sì, la sensazione, la sensazione è positiva. Non ce lo aspettavamo, ma noi continuiamo a fare quello che facevamo prima, con la testa sulle spalle, senza chiaramente fare tanto più in questo momento in cui siamo un po' il portavoce della positività, della reazione positiva nei confronti di questo virus. Dobbiamo andare con i piedi di piombo e fare le scelte giuste, non fare scelte azzardate, quindi un passo alla volta e guardare avanti un passo alla volta. Questa è la nostra filosofia. Grazie Sindaco, buon lavoro, un abbraccio a tutti i cittadini di Vo. Riprendo con i contagi. Dall'inizio della pandemia lei oggi guadagna. Che cosa dicono? Cartello 26? Ecco. Questo sondaggio è fatto sui circa 23 milioni di occupati come universo di riferimento e il dato, come possiamo vedere, è piuttosto preoccupante, ahimè, perché chi oggi guadagna di più è solo l'1% di questi 23 milioni, chi guadagna la stessa cifra è il 47%, ma è abbastanza drammatico il risultato di quelli che guadagnano di meno, 26%, molto di meno, 17%, e addirittura purtroppo c'è un 7% dichiaro che non ha più avuto fonti di reddito perché magari aveva un ristorante piuttosto che un albergo o quant'altro, erano tutti chiusi, quindi non ha più avuto la possibilità di guadagnare. Quindi tra il 43 e il 50% o non ha più guadagnato o guadagnato di meno perché magari in cassa integrazione c'è un atteggiamento anche di diffidenza in queste prime settimane di riapertura nei negozi. Lei ha fatto shopping, dice no il 71%, ovviamente non è che noi dobbiamo spingere a una civiltà di consumismo puro eccetera, però
tornate anche a comprare, ve lo dico col sorriso, perché sennò ovviamente... E anche smettere di comprare online, se posso aggiungere, perché, no, sì, ma perché cioè... diminuisce la socialità, anche per un effetto non solo sì, economico. però sai, in un momento in cui ci si dice che bisogna stare a distanza, però insomma usate le cautele, però vorrei anche lanciare un messaggio positivo, che non è quello, diciamo, di assolutamente, usando tutte le precauzioni, però bisogna essere, anche tornare un pochino, no, nei negozi. Che dice Crisanti? Lei che è severissimo, possiamo tornare a fare shopping? Ma io penso di sì, io lo faccio. Un po' di cautela, ma lo faccio. Ci ha autorizzato Crisanti, siamo a posto. Senta, il 25 o il 5% della popolazione di Voeugani? Il 5, ho capito. Vabbè, il 5%, guardi che è un'enormità, Il 5% al totale di popolazione infetta che era il 22 febbraio era un'enormità. Se lei pensa che il virus ha un tempo di replicazione di 5 giorni e una capacità di replicazione di 3 volte, significa che dopo 10 giorni, cioè praticamente all'inizio di marzo, probabilmente in altre regioni d'Italia, in Lombardia, era già arrivato probabilmente al 25-30%, con conseguenze che poi sono state sotto gli occhi di tutti. Certo, su scala nazionale è possibile dare un dato nazionale? No, perché i dati sono molto diversi, professore? Sì, no, non si può dire, però secondo me avremo delle sorprese quando verrà fuori l'analisi serologica per tutta Italia. Quella la mappatura che sta facendo l'Istat, cioè? Sì. Penso che in alcune regioni della Lombardia avrà raggiunto valori estremamente elevati. Ad esempio? Cioè, ma guardi, se a voi il 23 febbraio era del 5%, e io penso che in alcune regioni della Lombardia, tipo Bergamo, Brembo, probabilmente sarà arrivato tranquillamente sopra il 30%. Allora, c'è un'altra eroina che vogliamo presentarvi stamane, prima di fare le ultime 2 domande a Toninelli e a Ronzulli, se vi possono aspettare 5 minuti, ma insomma so, perché lei ha dei problemi di tempo. Siamo molto felici di averla qui stamane, la sua foto ha fatto il giro del mondo e finalmente la vediamo in volto. Si chiama Elena Pagliarini, infermiera all'ospedale di Cremona, anch'essa cavaliere al merito. Buongiorno Elena, la sua foto la vorrei vedere perché eccola qui, veramente ha fatto il giro del mondo ed è diventata il simbolo di questa pandemia, perché in quel giorno, se lo ricorda quel giorno Elena? Sì, benissimo, innanzitutto buongiorno a tutti. Mi ricordo benissimo quel giorno, era la notte tra il 7 e l'8 di marzo, stavo effettuando il turno notturno e era una notte particolarmente difficile. C'erano molti pazienti che avevano necessità di essere ventilati perché avevano una grossa insufficienza respiratoria, e quella foto è stata scattata alle ore 6 della mattina dalla mia dottoressa, nonché amica Francesca Mangiatordi, che ha voluto riprendere un momento in cui io ero proprio assopita nei miei pensieri e un po' stanca. E così, quasi per scherzo, ha voluto pubblicare la foto sui social, e da quel giorno la fotografia è diventata il simbolo di questa lotta contro il Covid. È vero che lei si è quasi scusata per aver ceduto alla stanchezza? Sì, è vero, mi sono scusata più volte, perché in altre occasioni, se avessero pubblicato una fotografia dove un'infermiera si accasciava un attimo per riposare da un'intensa notte su una scrivania, avrebbero identificato l'infermiere come un fanullone. E invece con questa foto abbiamo avuto l'effetto contrario. Sì, mi sono scusata molto, mi sono scusata con i miei colleghi, mi sono scusata con tutta la popolazione, perché mi sembrava quasi di non aver effettuato appieno il mio lavoro quella notte. Guardi, taccio perché non so cosa dire, la ringrazio dell'esempio che credo sia comunque comune a tanti lavoratori italiani, non solo della sanità. Qual è stata l'emozione di avere la notizia, insomma, di questo riconoscimento del Presidente Mattarella? È un'emozione molto forte, non mi aspettavo innanzitutto questo riconoscimento e questa onorificenza, e soprattutto riceverla poi dal Presidente Mattarella. È, come si può dire, un'emozione intensa che ho voluto subito condividere con tutti i miei colleghi che erano presenti con me quando ho ricevuto la notizia. Chi l'ha chiamata? Chi l'ha chiamata?
Guardi, le spiego come sono andate le cose. Stavo svolgendo la mia attività lavorativa in pronto soccorso e alle ore 8:20 più o meno ho ricevuto una telefonata da un giornalista che mi ha comunicato, mi ha fatto le congratulazioni, mi ha comunicato che il presidente Mattarella aveva appunto fatto questo riconoscimento a me, inaspettato. Dopodiché l'ufficio stampa della mia azienda di Cremona mi ha appunto contattato e mi ha comunicato ufficialmente la notizia. Senta, sappiamo tutti che lei peraltro poi ha preso il Covid. Ho mandato altre cose da stampare, me le può stampare? Aspetti che sì, a distanza di qualche giorno, ecco. A distanza di qualche giorno da quella foto avevo eseguito un tampone e l'11 di marzo è arrivato il referto che dichiarava la mia positività. Perciò da quel giorno ho dovuto mantenere anch'io la quarantena forzata e sono poi rientrata al lavoro il 2 di aprile con una forza dentro di me il doppio di quella che avevo inizialmente. Ecco, mi sembra quasi che lei si sia più dispiaciuta di non aver potuto lavorare in quei giorni che non di aver preso il Covid, è così? Sì, è vero, perché io tutti i giorni sentivo telefonicamente o tramite messaggi i miei colleghi e loro manifestavano le difficoltà che tutti i giorni dovevano affrontare e io a casa mi sentivo quasi impotente e inutile perché comunque non potevo essere a fianco loro appunto per combattere questa battaglia. Elena, ho saputo, l'ultima domanda, so che prima della pandemia lei aveva un desiderio, andare alla prova del cuoco e vincere la prova del cuoco. Oggi qual è il suo più grande desiderio? Il mio più grande desiderio oggi è quello di poter tornare alla vita normale che si faceva prima del 21 di febbraio. E sì, forse anche andare alla prova del cuoco, sì certo. Va bene, Elena. Ho promesso e tanto. Noi glielo auguriamo, siamo convinti che se va alla prova del cuoco vince, Elena. Le diamo un grande abbraccio da parte di tutti noi. Ho qualche dubbio, non sono una grandissima cuoca, ecco, comunque ci proverò. Noi votiamo tutti per lei. Noi votiamo tutti per lei e poi non sarà una grandissima cuoca, ma sicuramente una grandissima infermiera, una grandissima donna. Grazie Elena, davvero di cuore da tutti noi, Ronzulli, Toninelli, Crisanti, Puca, tutti con i lacrimoni. Allora, do il benvenuto al Presidente della Regione Sicilia, Musumeci, anche perché l'ultima domanda che voglio fare a Ronzulli e Toninelli riguarda il Ponte sullo Stretto e ve la introduciamo con una clip a Marcord che ci farà sognare, dai. Partiamo dal 1985, non ero neanche nato tra l'altro, quando... E non le dire queste cose però, dai, ogni tanto mi piace sempre ricordarlo. Eravamo felici, ci devi umiliare così, dai, ogni tanto mi piace sempre ricordarlo. E la numero 6 lo dico alla regia, quindi partendo da Craxi, passando per Berlusconi, poi Renzi e ieri sera Conte, li ripercorriamo grazie a Simone Mancini, Valeria Spotorno. Ecco il filmato. È già stato completato il progetto preliminare con addirittura un risparmio di alcuni mesi sulla data prestabilita. Ospiterà delle corsie doppie per quanto riguarda le automobili e un doppio passaggio per quanto riguarda la ferrovia. Completare il grande progetto di quella che Del Rio chiama la Napoli-Palermo per non chiamare Ponte sullo Stretto, un'operazione che porti non soltanto posti di lavoro, come è sacrosanto, 100.000 posti di lavoro, ma che sia utile. Già ovviamente ci sono dei progetti, ma col decreto semplificazioni e con i fondi che arriveranno avremo la possibilità di programmare e realizzare questi progetti. Mi siederò a un tavolo e senza pregiudizi valuterò anche il Ponte sullo Stretto. Toninelli, facciamo anche il Ponte sullo Stretto. Voi, 5 Stelle. Prima di questo lasciami 3 secondi per dire a tutti i telespettatori di scaricare l'app Immuni che è attiva da un paio di giorni, l'hanno già scaricata più di 1 milione di persone, che è importantissima. Ce l'ho anch'io. Perché ti manda una notifica sul telefonino dove ci dice se siamo stati bravissima, vicini ad una persona poi risultata positiva, e ci permette di fare tutti gli esami per vedere come stiamo. Ci difende noi e difende i nostri familiari. È una cosa, una nota di merito ogni tanto, diciamocela, anche se qualcuno ha detto che sarebbe arrivata a maggio. Oggi comunque è arrivata a inizio giugno, ma siamo il primo paese europeo a averla messa a disposizione di tutti i concittadini, tutti i cittadini italiani. Più la scarichiamo e più saremo protetti e più limiteremo il contagio.
Detto questo, ti rispondo sulla parte delle infrastrutture, avendone trattato per un bel po', avendo fatto il decreto sblocca cantieri a giugno del 2019 che sta già espletando i propri effetti. La più grande opera che oggi di cui ha bisogno l'Italia certamente è quella che dà più lavoro e più occupazione, è la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'esistente. Abbiamo decine di migliaia di strade statali, in Sicilia ci sono un sacco di migliaia di strade che devono essere mantenute perché è la prima grande opera. Poi valuteremo tutte le altre opere, ma ricordatevi che quando si investe si deve investire nelle cose, nelle opere necessarie, non in opere che magari sono necessarie solo a riempire dibattiti politici o ad essere strumentali per il consenso. Ma l'ha detto Conte che valuta anche... Sullo Stretto di Messina non mi esprimo se non dicendo prima voglio vedere le carte tecnico-ingegneristiche, ma devo ricordare a tutti i cittadini una cosa: ci è già costato centinaia di milioni di euro perché quella associazione, quella società dello Stretto di Messina, che è stata in vita un sacco di anni, che è stata sponsorizzata da Berlusconi, da un sacco di politici del passato, diciamo così, ci è costata un sacco di soldi in contenziosi infiniti. E sono gli stessi politici del passato che hanno votato recentemente, pochi anni fa, contro i rifinanziamenti del ponte sullo Stretto. Va bene, Ronzulli, però apprezza questo realismo di Conte, cioè Conte in fondo dice valuto senza pregiudizi, è un atteggiamento che lei apprezza? Beh sì, nel senso viene sui nostri progetti, come facciamo a dire che non siamo d'accordo? Credo però che un conto è fare una conferenza stampa per cercare magari così lo specchietto per l'allodole e in qualche modo addolcire le opposizioni, in questo caso Forza Italia, perché ricordiamoci appunto, l'avete fatto vedere benissimo, Berlusconi sul ponte dello Stretto aveva ragione, e se ci sono stati contenziosi è perché semplicemente i contratti sono stati stracciati, è ovvio che poi ci sono i contenziosi, però vorrei ricordare a Toninelli, perché qua il problema è politico. Ieri Conte ha parlato di grandi opere, di TAV, di Ponte sullo Stretto, tutto quello per cui il Movimento 5 Stelle, e ricordiamo che Conte è il Presidente del Consiglio, espressione del Movimento 5 Stelle, si è sempre battuto. Ci ricordiamo Grillo che nuotava nello Stretto per evitare appunto quasi a dire non serve il ponte. E Toninelli non è più ministro, lo ricordo a lui ma se lo ricorderà benissimo, per la TAV, perché il governo giallo-verde si è rotto sulla TAV. Però aspetti, faccio solo una piccola chiosa, se no non ne usciamo più. Allora, faccio solo una piccola chiosa, mi sembra però che le alte velocità erano state previste anche quando lei era ministro, giusto Toninelli? Quelle che sono state riprese. Ma certamente. Ok, va bene, non siamo sulla mai TAV stati sappiamo contro le opere, siamo solo stati contro le opere inutili. Non riapriamo. E ricordo una cosa, 3 secondi, la legge obiettivo di Berlusconi, che oramai penso che compia una quindicina di anni e più, praticamente non ha portato a casa neanche il 10% degli obiettivi che 20 anni fa si era prefissata. Va bene, dai, comunque lo scopriremo solo vivendo, speriamo di scoprire anche cose belle. Posso dire un'ultima cosa? Scusi Serena. Serena, l'ultima cosa che non c'entra niente e poi me ne vado, giuro. Abbiamo visto appunto l'infermiera, le onorificenze, le giornate per gli eroi, va benissimo, però ricordiamoci che tutto il personale sanitario e gli infermieri e i medici, tutto il personale OST che ha lavorato duramente in questi 3 mesi non ha bisogno solo di onorificenze, non ha bisogno solo di essere chiamati eroi, hanno bisogno di soldi che ad oggi sono stati promessi e ancora non sono arrivati. Comunque, vediamo. 3,2 miliardi alla sanità, ricordiamolo. Allora, il decreto rilancio inserisce stanze 3,2 miliardi per la sanità. È una gran bella notizia per infermieri e medici. Do io una notizia che chiudo, l'application Immuni, peraltro avevamo ieri così un po' criticato questa immagine un po' stereotipata della mamma col bambino e il bel maschio che lavorava, l'hanno cambiata. Quindi, peraltro ricordo Ronzulli che portò la bimba al Parlamento europeo, no? Era lei? Sì. Che fu una foto che... Quindi insomma, però prendo atto con piacere che... Sono passati 10 anni da quella foto e purtroppo nulla è stato fatto per la conciliazione lavoro-famiglia, e durante la crisi del Covid questa è emersa con violenza ancora. Rischiamo che le donne siano le più a pagare, tant'è che insomma infatti siamo contenti. Le madri, benissimo.
licenziare, scusi, le donne, le mamme, siamo arrivati nel paradosso in questa crisi per cui si devono licenziare perché non sanno dove tenere i loro bambini. Se prima non cercavano il lavoro perché dovevano fare Però famiglia, se lei fa così, ora che mi invece riapre, adesso poi Toninelli vuole replicare, non ce la facciamo più. Vabbè, Dai. però lo voglio dire. Va bene, lo dica, però io devo anche Però andare devo avanti. dire, Va bene, dai, sono era un contenta problema che prima, abbiano è un cambiato. problema ancora oggi perché non ci sono gli strumenti bene. per aiutare le donne che vogliono lavorare e avere una famiglia. Va bene, grazie per essere stati con noi. Viva le donne! Grazie per essere stati con noi. Presidente Musumeci, la ringrazio anche di aver atteso qualche minuto. Come vanno questi arrivi in Sicilia? Peraltro so che ci sono anche molte partenze dalla Sicilia verso la penisola. Buongiorno a tutti. Potrebbero arrivare più velocemente se non fossero costretti ad aspettare più di un'ora tra la sponda della Calabria e quella della Sicilia. Purtroppo sono ingiustizie che subiamo ormai da troppo tempo e sentire giudizi approssimativi, superficiali, diventa davvero disarmante, come se il ponte sullo stretto per noi siciliani fosse un capriccio e non il naturale completamento di un corridoio che parte dal Baltico e deve finire necessariamente a Palermo. Ne sento di tutti i colori, guardate, sono veramente scoraggiato nel prendere atto di come gente che non ha mai messo piede in Sicilia o che ci è venuta soltanto per fare campagna elettorale possa esprimere valutazioni su un'opera così complessa, così necessaria, tanto da indurre la sinistra a doverci ripensare e a dire, beh sì, in definitiva non è bello che il treno d'alta velocità si fermi a Reggio Calabria o a Villa San Giovanni. Diciamo che siccome sono tanti anni che ne parliamo, c'è stato, è vero però, questa, come si chiama, l'associazione del Ponte sullo Stretto, non mi ricordo come si chiamava, un ente che comunque ci è costato molto, questo va dato atto, dopodiché se l'avessero fatto il ponte non sarebbe costato. Però ci è costato tanto. No, no, ma è costato negli anni però, non so quanto è costato negli anni, questo è molto vero. Tanto, anche perché noi una cosa abbiamo è la scelta burocratica, altra cosa è la importanza e la utilità della infrastruttura, ma per carità io non voglio eludere la sua domanda e le dico che noi abbiamo uno zaino pieno di speranza in questa estate in Sicilia, non solo perché prima del Covid la Sicilia era fra le tappe più accreditate al mondo, fra le prime 7 tappe, ma anche perché noi nel 2018 e 2019 avevamo avuto un consuntivo assolutamente favorevole e positivo. Quindi non recupereremo l'anno 2020, ma crediamo nella Isola Maggiore e nelle isole minori col turismo religioso, col turismo culturale, col turismo balneare, con quello naturalistico, con quello sociale. Pensiamo di poter davvero recuperare e i nostri imprenditori sono particolarmente ottimisti. Speriamo. Allora, devo salutare Crisanti, per cui c'è ancora Crisanti, sì, no, la voglio tornare al suo lavoro. Solo un'ultima domanda. La app Immuni ci potrà aiutare, questa app, per tracciare i contagi? Ma guardi, la app Immuni è potenzialmente una buona idea, però quello che leggo un pochetto mi lascia perplesso, perché se il target di adesione è il 60%, la domanda che ci dobbiamo porre è: quanti contatti l'app Immune è in grado di identificare? Beh, la risposta è molto semplice, fa 60% per 60%, che fa 36%. Se poi il numero dei casi che noi identifichiamo è soltanto quello che vanno in ospedale e non si fa una mappatura completa dei casi e quindi è sottostimato di 3-4 volte, bisogna dividere questo numero 36% per 4, quindi il 9%. Così come è concepita e con i livelli di identificazione dei casi, penso che abbia un impatto molto 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 basso. Va bene, intanto però io dico scarichiamola perché comunque, scarichiamola perché comunque più siamo meglio stiamo, potremmo dire più siamo meglio stiamo, com'è che si diceva? Sì, penso che per avere un impatto dovrebbe essere scaricata da perlomeno il 90% degli italiani. 90%. Va bene, grazie professore. Anche voi in Sicilia avete un'app, un sito, come funziona? Chi viene in Sicilia quali precauzioni deve avere? Lei aveva parlato anche lei un po' di controlli, passaporti sanitari, insomma. Adesso io Serena Bortone voglio venire, finalmente mi posso muovere, voglio trascorrere qualche giorno in una delle isole più belle del mondo. Cosa devo fare? Allora intanto ci avverta se viene in Sicilia perché saremo felici di poterla accogliere. Questo